Allora, benvenuti per chi secondo appuntamento di infila, chi sapesse che chi sta è dedicato al tema del terremoto, che però i vincitori di frontale, con chi si incontri, non tanto come memorie storiche di ciò che era succeduto, ti incontri che sono succedute robe importanti, no? E spartiacque fra il prima e il dopo di queste tragedie per un popolo. Ma i vincitori slargano l'orizzonte su altre dimensioni, che chiede l'elaborazione o creazione letterarie che di voi, di carattere antropologico e religioso, che da settimane che avevano di carattere teologico e biblico, dopo i vari une collegate anche all'espressione teatrale e dopo anche all'arte visive, con chi si immagini, che sono compagni e che sono opere di Tonino Cragnolini, che ha sgarfato attraverso i suoi gesti così forti, così potenti, così originali, in diverse pagine tragiche dal Friuli. Noi abbiamo chiamato come titolo Ribaltons Furlans, diverse immagini si fanno riferimento alla crudele Zobbia Grassa, no, alla famosa rivolta contadine dal 1511, dopo anche al Sassini dal patriarca Bertrand, dopo il terremoto collegato alla ricostruzione anche in termini critici, e dopo lui ha dedicato anche un'attenzione al tema della guerra e dunque a che sono elementi di rompenza della storia, della violenza, dalla prepotenza e via discorrendo. Ovviamente questa rassegna c'è tanta curiosa e interessante perché avendo pensato che di ogni stias, di ogni crepature bisogna chiattare le forze per tornare a pensare ciò che si era, ma non nome per una questione di memorie, ma proprio per un progetto, per proiettarsi dal futuro. Bisogna essere sempre plens di futurs e velu dentro dalla nostre forme di vita. Le giornate di voi è una giornata intrigante, interessante. Io sarei tanto curioso di sentire i due personaggi, perché anche biograficamente io sono un lavoro interessato con loro, a mia più volte sconfessato, quando eri mul, e non sai se mi ha dato plenamente la soluzione, e che l'altro è scognidale. E che l'altro invece è stato mio professore a Trieste, professore di antropologia, insomma io conoscevo bene, pre-roman, Michelot, le voci rappresenta di Iglesie Furlane, che il movimento di popolo e di fede che via dal stias durante il terremoto l'ha chiappato anche una forza importante, alla avuto la consapevolezza che non poteva intornare a sui paesi come Caerin, Dula Caerin, come si diceva, ma perdint le anime. Un rischio che purtroppo in tanti casi è restato proprio sul plat. I paesi sono tornati a crescere, a SBA, però in tante occasioni hanno perduto le anime che avevano una volta. Che non vuol dire le anime del passato, così Biel, non era per niente Biel, e i tempi passati alle Biel che sono in passato per tanti aspetti, però che etiche, che era di che civiltà contadine purtroppo si è smamite, si è perdute o si diventati più siors e c'è tanto più egoisti e ho perduto forse la costellazione di seguire Iglesie Furlane già di che i teams prima del terremoto aveva presente queste consapevolezze e quindi tabà di fede popolare anche, non di teologia ma di fede popolare sarà interessante. E Giampaolo Igri è un intellettuale di vaglie, un gigante delle nostre culture e qui si iscrive, qui si interviene alla simplicità, il ragionamento anche critico e anche complesso di ciò che poi essi il concetto di appartenenza, di identità, massima in una chiere come le nostre, che è una chiere fatta di tante intersezioni, di tante anime, di tante eredità. E quindi buon accetta loro che non sonorin e buone ascolte a tutti e a tutti. Grazie. Insieme con chi si odò i relatori hanno un tiers che lo vi già preannunciato che le pretoni belline che non lo sentare in audio perché
proprio 20 anni in lavoro, dal 2006, che con la corale Rosas di Mont venuta dalla Chiarnie, con Presef Chiarniel, e hanno anche eseguito i chians proprio dall'irrogazione, e Pretone aveva fatto una riflessione proprio dedicata a questo. Hai una decina di minuti, noi siamo bombardati di immagini, ma l'aspetto orale, io ho esperienze di radio, dal mio punto di vista, tante più interiorità e tante più intensità, e non stiamo anche in un atteggiamento di ascolto più attive. Allora, Giampaolo, stante che Preomano ha detto che non la noi incontrare, stante che tu dicevi scominciamo con l'ascolto di questo intervento, una parte, lui aveva fatto mezz'ora, noi avremmo scelto circa 10 minuti. Recordare Domine guidaci derit nobis, intuere et respice opprobrium tuum, Allora mi sento il diesire e la lamentazione, la orazione miglior di Geremia profeta. Qualcuno la vuole cantare il diesire sulla cultura forlane, o al penso che si arriva già al diesire. Io non faccio il profeta perché non hai nessun carisma per farlo e non vuoi farlo. Dice il Vangelo, danno sogni di il pan che non scovente. Vivindi par di ci fa profezie, alle morte, alle vive. Come la storia di Pinocchio, che era taglietta e acclamati tre miedis. Allora gli hanno detto, ma i salvi all'era corvar la ciuita il greco al fevelave. Al domande che chi ste fatte, chi ste agane, domande, i salvi o i salmuart. Il premieri al dis, per me alle muart. Ma, però, se non le muart, vuol dire che le vive. Il secondo al dis, no, mi dispiace contraddirlo, per me alle vive. Ma se per disgrazia non le vive, vuol dire che le muart. E allora, il gri al dis, non le muart ne vive, abbiamo un mus che non lo vedi, non impara nulla. Ecco, non rischia che il furlano ne vive le muart, o intanto impara. Allora non vuoi cantare il diesire, vuoi che l'altri chiandi Geremia profeta. Gerusalemme, convertere ad Dominum Deum tuum. Torna. Non sai se vuoi tornare in inglese. Il torno in inglese non è compito da Iom. Se le 2000 anni non vindi evangelizzare, non vindi salvare. Le compiti di Dio salva la gente. Non vindi tornare al sentimento, tornare alla essenzialità, tornare fin là che sono le sfor di strade, e non lì torna in daura. In daura in denante sono termini sono relativi, perché la calè il denante e la calè il daura. Stant che la strada dell'ompa sia armoniche, organiche, complete, un line denante dome tecnologico, allora lì fa chilometri, miliardi di chilometri, non lì line denante come civiltà, come cultura. Non so i quintri, il progresso scientifico, per l'amor di Dio, che io dopri il computer, noi parliamo noi, ma se me lo dopri, ogni tanto sbagli. O so i quintri che tecnologie che accopre l'anima, che l'ompa è un'unità. Non posso, no, alle mal sa sta ben con l'anima come una volta tanti rosari se poi c'è mangia. Non sta migliore se la massa c'è mangia e l'anima digiune o in agonia. Rogazions. Quindi quindi torna a tutti, che poi sono fuori di strada e torna per Prince. E ne torna per Prince che poi responsabilità, che va in vuol divisare, metti i paletti. Non per impedire di vivere, ma per segnare la strada. Mi riferisco ai clerics, non per essi per una forma elitaria, il prete, il mestre, che
sono paias, e hanno il tempo, e hanno il puesto, e hanno l'obbligo. Ma magari con si sfrutta, non aveva tempo di sapere se la lingua furlana era un patrimonio o no. Ma io che so i preti, che noi si sfrutta, si può sapere. Allora noi abbiamo il dovere di pensare, di visare, come gli altri calvise e calvendi. Abbiamo fatto un grande esame di coscienza, attaccando alla Iglesia e da intellettuali. Rogazione, salvendo al termine rogare, non li chiamina, non è un footing. Rogare, li prea. Vedete dopo di misdì un amico. Allora, usniotte vin là e non mi vedo la parola. Una parole tecniche. Allora, vin gli surrogatori su sgnot. E noi ti vin le surrogazioni. Già il fatto che non sapevi neanche come si chiamano, al distante su queste memorie che stiamo perdendo. Non sapevi neanche facilmente, io non so che sono le rogatori, non so che sono le rogazioni, e indutto che messi in ogni per avere la totalità del sapere. I preti sanno insegnare e hanno tanto imparare, altri sanno imparare e hanno insegnato, ma in dubbio vince imparare e insegnare. Rogare, almeno dal termine prea. Io non so là, noi faccio studi particolari come tante gente che poi esperti di me, ho chiatato un libro, mi piace i libri vecchi, perché i libri vecchi sono una testimonianza di una storia. Alle manuale comodo per le curate, le comodo perché le piccole. Dal 1725. Io devo un libro così. Non è un'enciclopedia, l'ho chiatata, allora sei qualche banda, lo tiri fuori, e voi avviodi, ecco, origine delle celebrazioni delle triduane erogazioni nei 3 giorni precedenti alla solennità dell'ascensione del Signore. Per tutte le erogazioni sono tre prime dalla scienza. In Aquilè, a Erenecchia San Marco, non sai se dipende di San Marco, perché così non sa vari sforzi di presepe, perché no, la prima erogazione le viene a San Marco, non le viene. Però chi insegna dove la scienza, anche tal messal, tal rituale, dove la scienza, noi è San Marco. Questa pia solennità che ora ci fa la Chiesa praticare ogni anno, con il recitamento delle litanie, invocatorie dell'intercessione dei santi, altri l'hanno dedotta dall'immagine profana delle feste cereali, dei gentili sono i pagans, le gentes, alla celebrazione delle quali venivano a Roma gli agricoltori dell'Egitto, che era il granaio di quella regia del mondo, per implorare dalla dea Cerere il copioso raccolto delle biade. Ma trovasi confronto più proprio nella stessa Chiesa, senza avvelire questa venerabile istituzione con la contaminata discendenza da sciocchi riti degli idolatri. E già chi vede, allora, solo in no, paichiam sa domandare che veni formente o in fede, se vanno i paganza sono stupis. Ecco, se i pagani adorano nel sorelle sono chiastrons, no che facciano il Natale il 25 di dicembre che è proprio del solstizio o sono intelligenza, quindi sono attenti come questa divisione tra pagani e cristiani, tra sciocchi e svelles. Se la cosa dipende da un altro fatto che ogni religione dipende dalla terra e è dalla terra. Una religione senza terra è pericolosa perché va a parare, rischia di scoppiare come i balloni. Una religione, perché la religione è collegata, o diciamo in maniera sostanziale alla terra. Tra l'altro, dalla Bibbia, Adam ha tirato fuori dalla terra. E quando Dio al chiastie, dalla prima pagina della Genesi, quando Dio al chiale il mondo, al viot che il mondo ha le biel. Una visione positiva. Quindi la creazione viene fuori des mans di un Dio intelligente, di un Dio provvidente, di un Dio che a lui crea come ogni mare, ogni pari, lui crea per il frutto un habitat biel. C'è un mai che a un certo punto al terzo capitolo dice che la terra sarà ostile, che darà dome spini se baras, e l'uomo parlerà di sudar sangue per guadagnarsi il pan, e la terra diventerà nemica ostile. Non podint dalla colpa a Dio, se no Dio è triste, si dà la colpa all'uomo che l'ha sbagliata, un po' il peccato originale, non mi capisce che è. Ho capito che l'uomo è limitata, è pura, non arrivi a capire che colpa che il povero ha fatto. O c'è perché la di paia colpe che lui non l'ha fatto. Quindi il mistero, il peccato originale resta un mistero.
c'è ancora una spiegazione che non spiega noi. Resta la realtà che l'ompa le crotte, che l'ompa il muro, che l'ompa le portate al male, che l'ompa il stente. E che la terra non è dove un Eden, un giardino e anche un deserto. Tra la terra non dove si giolda, ma anche si caine, si tribula, si crepa. E su questa ostilità o equilibri crevati tra terra e Dio si inserisce la funzione del predi, della Iglesia, che è l'intermediario. Ecco, Dio è arrabbiato, e allora arrabbiarsi non smanda poi né fasù né patate né noi, dice come imparare se non la messa, come crepais di fan, allora plemanalisi, dai al cammino, io ho preparvuati e torno in imbuinis, la funzione mediatrice della Iglesia, che non è tutto sbagliato, è sbagliato quando il mediatore all'alce massa il preside. Quando il tin massa a distanzia l'uomo di Dio, di che il Dio alle tutte e l'uomo alle brutte, perché al creco una specie di ricatto, ecco, quindi la mediazione io posso anche accettare, ho vinto il mediatore, non accetti che venga adoperata come arma di ricatto. Non sei contento di essere in tutto pre-Belline, un accordo sostanziale fra ciò che diceva e c'è che pensa all'antropologia culturale in generale, se è una paraula che è proibita per un antropologo le superstizioni, proprio. Una paraulate, ecco, non esiste la superstizione con che si chiacchiera di religione popolare o di religiosità popolare. La srogazione e la continuità di questo rapporto fra Dio, la Chiesa, la mediazione. Ieri sono stato al Museo Nazionale di Aquileia e una mostra, una vera biele che merita Weiz, non si sta. Gli dei ritornano. Adesso c'è candidato a San Casciano dei Bagni, a merito. Ecco, per capire la continuità dalla religione tradizionale, dalla religione popolare, sì, alle stacco, e la Basilica di Aquileia, immaginai, sono il stacco del cristianesimo, però sotto è una continuità, un lavoro importante, che sta va anche per le erogazioni. Le prime erogazioni documentate un lavoro ben qui da noi, sono in Val di Non, si va a San Zeno in Val di Non, i primi 3 martiri dal Trentino, che si slugnava e dopo finta d'Aquileia, i primi erano 3 missionari, sono stati 3 missionari che venivano dall'Asia, 3 fondamentalisti fondamentalmente, che si sono mettuti a predicare e a fare di tutto perché i contadini della Val di Non hanno fatto la processione dell'Ambarvalia, si chiama, la processione dei campi per invocare c'è che diceva prima pre-Bellina. Ci hanno fatto proteste, prediche, la Inta gli ha chiappato 4 bastoni e ha fatto fuori, e ha copato. E sono i primi martiri. Ecco, proprio perché volevano impedire, c'è che dopo la Chiesa ha ceduto in davanti alle srogazioni. Ben, la svin tutti dal chiave. Chiaminai confini e fermarsi tra le crociere. Questi 2 aspetti sono un lavoro interessante. Il chiaminare e il fermarsi, ma il fermarsi tra le crociere. Perché le crociere? Il look dalla scelta, il look in là che non si sa più in là di, insomma, in là che a volte ha bisogno via delle informazioni per capire di che bandeggi su. Tornerai se hai tempo su questo aspetto. Visto tutto il chiave, poi manco la srogazione di una volta, no? Che sequenze, ora orate pro nobis, libera nos domine, parce nobis domine, exaudi nos domine, su. A me interessa la lista delle sventure dal liberai nos domine. Abomni peccato, abira tua, dire dal Signore,
a subitanea e improvvisa morte. E a chi bel già la Inter cominciava. Menone ogni sera mi ricordi e pregava, Signor, mandama la curta e buona. Ma però più curta in tu momento, per plasia. No, e a chi tu vas a pregare, te mille lunghe, ci vuole dire. Ab insidis diaboli. Quando io dico male, liberaci dal male, ma cioè il male è con la M minuscole o con la M maiuscole? C'è tirio in bal. I dolori che hai, le sventure che mi capitano in chiesa, c'è c'entra il iau. Denti. Qui è il comando, il terremoto. Signor, tu mandi tu il terremoto o proteggi tu dal terremoto? E se non tu so tu a mandarlo, qui lo manda. E se Dio non c'entra nulla col terremoto, né a mandarlo, né a proteggerlo? Tante domande, le domande che da sempre la Inter si fa quando ha fa con il rapporto fra i dolori, le sventure, le disgrazie, eccetera, e Dio e la religione. Abira e odio e tomni mala volontà, ci vuole dire. Io, che non hai da arrabbiarmi masse, la me mala volontà me, oppure che di che etis? L'odio di che etis? E dopo, a spiritu fornicationis, ci vuole dire, ci c'entrano le sformie, con chi era in canais che imparava in comandaments, ci c'entrano. E dopo i tre chiavai dell'Apocalisse, no? Sì. A fulgure e tempestate, a flagello terremotus, a peste, fame ed bello. Le rogazioni di una banda, di che altre bande però ci venivano sentute, ci venivano capite, ci venivano vissute in taimose naturalmente. Hai tirato fuori un esempio, è tornata a lei per parate ragioni in che di Giorgio Ferigo, bellissimo articolo, il primo articolo che lui ha fatto sul rapporto fra le eresie Lutero, i Luterans e i Kramars in Chiarnie, e lui per prima ha pubblicato la storia di Giovanni della Guartanutta, sin dal 1564, 70, 5-6 anni, allora un Kramar di piano d'arte. A lui chiapping, naturalmente al finis davanti all'inquisitor, denunce da Tumiec, denunce dai predis dalla zona, dalla Int, denunce e difese di accate band. Ci faceva una quintre prediche. Ogni domenica si sentava sul muro del cimitero e faceva la quinta prediche ai suoi paesans. Prediche del predi e dopo la so di fuori. Però la state tante robe che all'arrivata a schiampare, no? L'hanno processato, 5-6 anni di tormenti, di denunce e di robe, alla fine quando avevano deciduto proprio da dai denti o ne vuole seriamente, all'arrivata a sbrisciare fra i dies dell'Inquisizione, aveva schiampato su per la Germania e nessuno alla poi udut. Ne so espressione ben segnata dal verbale, perché era una vera e propria bestemmia per l'inquisitore. Al giave di Sint che non giovi niente l'andare per villa, in volta, intorno ai campi, in processione con quelle crose, e che fosse meglio buttare nei campi del letame che andarli attorno a quel modo. È diventato un modo da dire popolare, no? Dappertutto. Manco le dan, cioè poi le dan e manco la gessante. No. Vuoi di come don e no gessante. Vuole di come don e no professione. E su. È diventato espressione proverbiale, in qualche modo, dalla
una sorta di contrapposizione fra un modo da pensare i rituali, la religione, eccetera, e invece il modo concreto, espressioni emblematiche di quel materialismo, radicalismo contadino. Sto usando le espressioni che l'ha usato Carlo Ginzburg per Menocchio. Il radicalismo contadino, il materialismo contadino, che non vuol dire nocrodica, non vuol dire un modo da rapportarsi con i rituali e con la religione in tutto particolare. Un modo che torna fuori, semplice, torna fuori con che si ha a fare con le disgrazie, con che si ha a fare con l'interpretazione delle disgrazie, perché questo è il dato importante, no? C'è modo la pensi tu, c'è ragione che dato, c'è significato dato a ciò che sta succedendo, a ciò che succede. Mi ricordo che dall'estate del 76, dopo il terremoto, il mio professore, che era Gaetano Perusini, venuto il terremoto, ha tirato fuori tutto ciò che era stato scritto per il terremoto di Messina del 1908, ha chiatato qualche intervento di folcloristi di che volte, e un dato interessante che aveva chiatato è che in Sicilia dopo il terremoto girava tutta una serie di barzellette fra i terremotati. Questa una sorta di autodifesa, non sai, l'umorismo come una sorta di sarcasmo, di ironia, di autodifesa personale. Allora ha detto, anche noi erano in 2 o 3, per piacere, con chi vai a torce, anche noi a tirare giù chiesa, su chiesa, saggiava quadri, queste robe. Provai a tenerlo e vi tirato su tutta una serie di barzellette legate al terremoto. Tipo una, tanto per il 5 di mai, tormisdì, il giovane di Pradaman al telefono all'amurosa Glemone dice: "Versi io dino". E l'amorosa di Glemone dice: "Ben, aning als 9, aning us not, torlas 9, sot chiesa me". E tutte barzellette di questo tipo che sono. Il Tioc di Osov, che arriva a chiesa e torna a 9, chiave fuori la clave, non sbaglia, il capita fuori, invece della clave di chiesa la clave della macchina, al prove, al meddenti, ostie, hai messo tutto in moto la chiesa. E su così. Che vuole dire? C'è motese, è un modo a essere, un modo autoironico, un modo di esorcizzare in qualche modo la disgrazia e la sventura. Ecco, che fa parte proprio di questo modo di essere contadino. Non è che l'ironia è sempre, non bisogna mai chiappare le robe, mai, massa sul serio. Sanno queste vene ironiche. Allora, provi a dire due robe. L'erogazione di una bande suona dalla guartanuta di chiate bande. I predis di una bande, i predis dall'inquisizione, dall'istituzione di una bande è l'eresia, l'ortodossia e l'eterodossia. Il mondo popolare non la sta fra questi due modi. Sta naturalmente chiate scontadini di una banda e chiate scontadini di che altre, no? Come sempre è un po' di tutto. Però mi interessa che da una banda tu hai un'ecclesia, un'istituzione, soprattutto la Controriforma, non stinga immaginarsi, no? Anche bastoni e carote sono mettute in plena funzione per domesticare il mondo contadino finalmente, lo chiappin di fronte, provin in tutti modi a regolarlo. Ecco, metti tutto sotto l'ombrello della religione. La religione che va da offrire sicurezza e protezione, che va difendere dal male, che va da
sono ridotti ai contesti della sventura, dei contesti della disgrazia. No? In quel momento che in Friuli si diffonde quinto i terremoti o le Sant'Emidio, era in Friuli, non è che una grande diffusione dall'Italia centrale, era un santo fondamentale, era un santo vescovo finito sotto Diocleziano, occupato sotto la persecuzione di Diocleziano, e lui oggi si è rappresentato in qualche quadro, era in 2 quadri, mi pare, a Glemone. Allora è un vescovo, vestito da vescovo, con la mano un po' adetta una parete che stava in più. Invece, è lui che protegge, quindi, è il santo che protegge quindi i terremoti miei Italia. Allora, protegge dai terremoti, per la buona. Allora, c'è chi lo viene rappresentato a Glemone e Glemone le viene più. È come la storia di 10. A 10 è la pleve fondamentale di San Florian. San Florian è quel col mastello in mano, quel che ha difeso da incendios, il più grande incendio della Chiarnia è quel che ha colpito il 10, distrutto. Dopo o prima o dopo. Allora, la domanda di prima, signor, o Sant'Emidio, o San Florian, difendiso dalle disgrazie o las fai venire? No. A chi si può sentire fuori? I materiali dell'Inquisizione sono una miniera da questo punto di vista. Perché i post-documenti scritti che vengono sulla cultura contadina, in cui i contadini si vengono fatti chiacchierare, interrogare, che denunci, che quintre denunci, che si difendono, sono che stiarte sai. E da che stiarte sai, è un po' di tutto da questo punto di vista. È un po' di tutto. Aveva forse ridotto il fatto, la spiet, che le disgrazie con che capitano, diventano una sorgente di dubbi. Per tutti, in chimovria naturalmente, ma per tutti. La srogazione, se Giovanni dalla Guartanuta, è l'esempio classico. Spiegazioni mitiche, spiegazioni religiose, non basta poi, non basta. Si tira dentro la religione, si tira dentro la scienza, si tira dentro. Dopo il terremoto, in Friuli hanno inventato l'orcolato. L'hanno inventato dopo, non è che prima, dalla tradizione popolare. L'orcolato non è mai stato, non sono storie sull'orcolato che stava sotto la terra. No, dopo è stata una buona intuizione narrative, letterarie, narrative, pensare. Ma soprattutto era in qualche modo chiappato su, cui forse tu presenterai Lachinsky, no? Il romanzo in rombo si legge Lachinsky che una prova brava a si documentate, una lavora ben su queste robe, ha un capitolo dedicato a una figura mitiche dalla Slovenia, presente alla Slovenia in particolare, dalla Valle dell'Isonzo, di là, ma dalla Valle dell'Isonzo, la riba faronica si chiama in sloveno, il pesce faronico, la sirene. La sirene che ha a che fare col faraone, perché dalla tradizione narrativa, religiosa e narrativa in Slovenia, ha a che fare con il passaggio del Mar Rosso di Mosè. E la tradizione slovena dice che i terremoti sono provocati dalla ripa faronica, dal pesce, da queste sirene, con le due codes, come che è stata al domo di Glemone, fuori dal domo di Glemone, quando si muove sotto terra, per qualche modo ha provocato il terremoto, ha che fare col terremoto. Tradizioni mitiche, tradizioni religiose, ma i contesti della sventura lasciano sempre due domande sul come succede il terremoto. So di me, è stato al mio condominio l'ex direttore del centro sismologico del Friuli, Venezia Giulia, Bressan di Mene. Che io devo in televisione ogni volta che era una scossa. No. Se lui fosse qui, mi spiegheresse. C'è che modo che viene il terremoto, le faglie, tutte.
Hai tutta la spiegazione di carattere tecnico, di carattere scientifico. Però il problema è che non basta che con mi succede a mia colada della chiesa sul chiafa, la disgrazia arriva alla ma fa me, le domande si comincia a investire un attimo aspetto, che chiedo al perché. E allora, chi interviene nella religione, pensate tanto? La srogazione. Flagel di Dio, punizione di Dio, ci sono le disgrazie. Una punizione che il Dio manda, noi mica roba inventata da noi. Se non lì in il Pentateuco, è perché durante l'esilio a Babilonia, crollato un monte, un gruppo di predis, di scribas, di intellettuali a Babilonia comincia a domandarsi ma perché? E la domanda diventa una domanda, c'è vino fatto? Diventa un'interrogazione su se stesso, c'è vino fatto per meritare queste disgrazie. Però anche lì la domanda può diventare un lavoro più intrigante, no? E se non vi fa nulla, e le disgrazie che colpiscono un innocente, Giobbe, insomma, no? Allè, dal Ciriviel del mondo contadino, alle denti, dalla struttura profonda del mondo contadino. E la sofferenza di cui che non l'ha meritato, punizione, come si spiega? E allora lì arriva l'amico di Giobbe e il solito predica, venga a dire, ma è la prova che Dio manda. Invece che disgrazia, no, sono una prova che Dio manda. Ma se dopo a mia è morta la femmina, un mese dopo mi è morto un figlio, un mese dopo mi è morta la vacca, un mese dopo mi è morta anche le sghialine. Perché? Ma perché proprio da me? La domanda sul perché diventa un lavoro più intrigante. Perché proprio da me? Perché come? Perché col terremoto è colata la mia chiesa e non è colata che di Danilo? Perché mi succede sempre a me e non succede mai a quell'altro? Cioè, quando le domande diventano intrigose, sono domande su un perché selettivo. Perché come? E perché non un anno fa o non un anno dopo? Allora hai una tua spiegazione naturale, spiegazione scientifica, o tutti i residenti, il caso, il destino, ma come tira denti noi. Oppure io, concreto, contadino, razionale, materialista, nel senso che hai a che fare con la smansta alla chiere, i chiamini con i peis partiere, non per aria sui libri, ma con i peis ben po' a partiere, cominci a domandarmi, ma se mi succede sempre a me, queste domande sul perché selettivo, a mi fanno dubitare di qualche altro, a mi tirano in ballo proprio che invocazione che non arrivavi a capire dentro dalla srogazione. Se vuole dire c'è motere che non mi ricordo. Sì. No, poi abira e odio e tomni a male volontate. E se fosse l'odio di che dogna di me, e se fosse l'invidia, e se fosse il rancor di che dogna di me, e se a provocare la disgrazia, o non fosse, sì, naturalmente, sono le sai ben che sono le disgrazie che vengono, perché la natura è così, se io voi contro la natura, però sono certe disgrazie che non si spiegano in altri modi. E allora una delle spiegazioni tradizionali è proprio la spiegazione in termini banali, non in termini di stregoneria, per via, ma con un termine che si è hanno sparte fuori di strada dal punto di vista della comprensione dal perché.
l'ideologia dal maltristvoli, l'ideologia dal rancore, era così profonde dentro dei paesi, era così profonde e radicate dentro dalla relazione sociale. In tutte le esperienze che è vero che le tristes volontà, che la cattiveria di chi stanno ogni di me a poter provocare disgrazie. Altro che? Troppe disgrazie non nascono, perché a qualcuno che non vuole male. Allora, la fa spurte seria così. Allora, questo è il problema. Il problema dalla comprensione, diciamo, che dalla cultura tradizionale, dalla cultura contadina, si spiegavi sì, o si ci arriva da spiegare, da chiattare una spiegazione della sventura. Tutte se vanno bene. Poi essi che siete il Signore, che il fa, può darsi che siete la natura. Naturalmente, all'ente il caso, all'ente il distinto. Però di sicuro sono anche le relazioni, le tristi relazioni che sono fra le persone. E le tristi relazioni fra le persone, ecco, la razionalità della credenza dalla strie, dalla credenza dal tristvoli, queste robe qui. Queste credenze ti fa spostare voli dalle tristi relazioni che sono fra te e che stanno ogni di te. E che etica sono dentro troppe invidie sono dal paese. C'è invidie girano. Qui sono le persone che hanno ragione da invidiare. E troppe forze ha l'invidia, troppe forze ha il rancore fra le persone. Ecco, questo è un dato un lavoro interessante e da questo punto di vista hanno le nuove così interessanti e importanti come la documentazione inquisitoriale. Arriva là questo modo da vivere il paese. Una banda attuassi il paese che vive di buone relazioni. Il paese che vive sulla conguardie, che vive sulla solidarietà, perché non si può vivere nel mondo contadino se non è una solidarietà reciproca. Ma di che bande a chi sburte, a chi sta dentro il paese, sa che il paese è unito di lipares. Ieri e oggi. E questa è la concretezza del mondo contadino e della struttura contadina. Chi a fare le erogazioni non vuol dire crodi che c'è le danno. Si può dire alle erogazioni e sapere che bisogna mettere poi le danno. Questo è il mondo contadino. A differenza delle contrapposizioni ideologiche, un che ti dice no, guai a te, se non tu vai alle erogazioni, Dio ti manda le maledizioni se non ti credi nulla e ti chiami. E di che bande qui che dice ma c'è erogazioni. No? Il mondo contadino sangue dice proviene tutte e due. Gente alle erogazioni e gente mette un po' più di le danno di l'anno passato. Grazie Federico Mienvidadi, non so, spero di non intendere risposte alle domande una vera importante esistenziali che il professor Gria l'ha ponuto. Io non sono un studioso, faccio il predi, quindi ci dà una mia risposta, se arrivi a dare, ma non ha risposte a queste domande. Forse ognuno ha chiamato dentro di sé una risposta, se arriva a chiatarle. Allora ho partito, un po' buttato giù che chiamano per me per i trois. Ho visto prima Preantoni con l'introduzione del coro Rosas di Mont. Allora intanto Preantoni l'11 febbraio di mia costata finiva 85 anni, quindi ricordiamo anche per che motivo. Il coro Rosas di Mont aveva cantato Orazio Jeremia profeta, che diceva ricordare Domine qui da ciderit nobis, intuere et respice obrobium nostrum. Che vuol dire le quinte lamentazioni che si cantava dai notturnos di Vinar Sant. Io mi ricordo ancora i frutti, che dopo le riforme sono dal 56, io sono dal 46, sono avessi a 2 anni, e mi pensi con i frutti piccoli, con le a Vinar Sant, di sera, con memari, sul grim di memari che dormivi, perché era una roba lunga che non finiva poi. Io ho intimotato al chiaf,
avere un chandelier di 15 chandelier, 7 per banda e una tal mese su a triangolo. E ogni notturno il muine studiava una candela, insomma, una roba lunga che non finiva poi, e tanto che mi dormivi sul grande memoria, perché proprio era una luani lunghe, no? Dopo le hanno ridosute. E alla fine, quando era stata l'ultima candela, il prete faceva una preghiera, là che concludeva, dunque, vedi, che dopo si metteva sulla scratch, che miseria, frase bisogna scrivere, ormai le memorie mi fa lì, ma se mi penso dopo se ricordi dopo. Bene, allora il craccio si batte qui, che era come il taramot, no? C'è dice che queste Geremia profetica era una lettura che faceva in pratica. Vedi il Signore, dice che tu non sei capitato, che ha leviato la nostra vergogna, la nostra umiliazione. C'era succeduto ai tempi di Geremia che i caporions del popolo si erano alleati ai tram di che volte. E Geremia vedeva che robe non funzionavano, allora disse, Signore, che è fuori di strada con queste scelte che in questi scapo si fanno. No? Tanto è vero che Geremia la vede dura con i caporions dall'epoca. Che vuol dire che le scelte sbagliate si portano fuori di strada. Bene, le melodie che cantavano erano una melodie patriarcine, con questi melismi, con queste modulazioni, con queste cadenze che hanno dall'orientale, mi viene di pensare qualche volta a qualche moezzin, che arzigogole, qualche vocale, su e io, no, questo all'infinito. Melodie straordinarie che alle nostri patrimoni qui le ies, che le pecchiata per dai ata presef, che la savuto registrare, prima che le si finire le tombe con i cantori che per tradizione orale si trasmettevano, quindi non era lui descritto, è stato lui a recuperare e a salvare questo patrimonio. Che si dice anche le forme di doprà, al si è tentato, trasferenti in forme metriche col furlan, quindi una lingua più comprensibile, perché ormai il latino nessuno lo capisce. Bene, allora il titolo è anche l'introduzione un po' di Preantoni, anche c'è che era detto professor Giampaolo Gri, non partendo anche alle erogazioni, dove che tal percorso che si faceva per campagne di qualche banda, io le faccio anche mo di San Marco, per il fatto che è festa nazionale, mi va bene di fare anche mo, allora io parto di mente, per Supes Rives, fino a Savonelles, se vuoi venire il 25 di aprile, le facciamo. Si pregava il Signore, si invocavano i sans, che adesso anche loro una mano, perché al mandasse una buona annata, serene, senza disgrazie, taramos, tampiestes, pensate alle tampiestate di 3 anni fa, che c'è fatto chi morteando che zone qua, i disastri che combina. Vai in ora di 100, 200, 300 anni fa, che succedeva? Tu ne robe da genere, disastri. E guerre, miserie, sfang e via in denant, e anche una buona annata di raccolse. Non parnia facevano i confini, avevano di chiappare dentro tutto il territorio, perché se l'annata deve buon esito, anche il plevang aveva il quartetto più abbondante, perché chiappava una quota anche lui. Ieri superstizione erano formule magiche che il prete al doprave fosse per spulmare per imbroare int, domande. Al Daglieno, vince sentito, lo faceva anche in ete pre-cristiane, con altre preghiere e invocazioni alle loro divinità. Questo vuol dire, secondo me, che ieri o ieri una bisogna umana interiore anche per l'uomo di uè. Io le faccio appunto anche mo. Non dove pare sta peata una tradizione antica, ma solo perché mi rendo conto che la Int ha sempre dato un valore e un senso religioso, spirituale, ai beni materiali, alla vita, ad ciò che non è stato oratorio. È una maniera di vedere la realtà con un altro voli. Tanti momenti di vita, tanti in passato erano imbombati di senso religioso. Vuol dire, tutto aveva un sapore religioso, o un valore spirituale. Io metto insieme religioso e spirituale, che non sono proprio le stesse robe. Il senso religioso, la religione ha poi un senso collettivo, fatto di ritualità, di simboli, di gesti che si celebra insieme.
la spiritualità è poi una dimensione personale, interiore, un po' come le fede. Le fede hanno fatto personale, io non posso misurare le fedi di un'altra persona. Però mi sembra come che la religione è uno dei mies che porta verso una certa spiritualità, una certa visione di vita. Perché lo prima mettere insieme le due robe, sapendo che sono altre differenti una dall'altra. Dunque la religione o le dimensioni spirituali entrava in ogni situazione di vita, che voi siete abbandonati alla svelte, magari anche banalizzare. La terra, la natura, il creato aveva un valore sacrale che domandava riguardo, rispetto, difesa, onore. E le occasioni si entrava anche in questa visione, secondo me. Erano le maniere dunque di vivere proprio la realtà con altri voli. L'uomo diceva al paron, no, dice sì no paron, de vite, de salute, de tiere, de nature, de persone che puoi chiare sino parons. O pensi di no? La realtà chiara de come col voli de ragione, dove de sua materialità te vonde, se come diventa poi pure. Allora non è sbagliato riscoprirci un senso religioso, spirituale, o direi anche poetico, delle vite e dei beni materiali. Grandi fenomeni naturali che l'uomo non arrivava, ma anche non arriva a controllare. Non possiamo fare previsioni dal tempo, zone rosse, zone arancioni, zone gialle, zone che so io. No? O possiamo costruire strutture più solide, più sicure, ma non controlliamo, non dominiamo le nature, non dominiamo i terremoti, non dominiamo il burlaccio, l'aia, che disastri che sono successi anche i dispassati, queste alluvioni che fanno disastri ogni banda. Non arriviamo a sei parons, possiamo studiare, capire il parceo, il parco, ma non si imparano di loro. Allora, le nature non le comandiamo. Allora lei ma si mette al passato, si metteva a mani del Signore, che non aveva altre scelte. E era una forma per riconoscere la propria impotenza, il proprio limite, e anche per accettare il negativo delle vite, di queste situazioni che capitavano, come ha descritto anche il professor Gri, e non con la disperazione, ma piuttosto arrivati a taffuarci e tornare a partire. Dunque l'uomo non le parole di natura, allora ha l'energia per poter ripartire di fronte anche di una disgrazia che capita e che non tu controlli. Un accenno, la visione biblica che ha accompagnato per miliardi di anni la Int è partita di un principio inderogabile. La terra è di Dio, noi è nestre. Perché lo dice chi? Noi è nestre. E così l'aia, il cielo, non robe nestre. Difatti lei in Levitico 25-23 la terra non potesse vendere per sempre, perché la terra è me e voi sono foreste e fituai in chiesa me. O sento al contesto dell'anno sabbatico, dove che si pretende che la terra ogni 7 anni è di polsà. Come che l'uomo è di polsà ogni 7 giorni, la terra ogni 7 anni è di polsà e c'è passucce che ti dà spontaneamente, non si può sfruttare. L'anno giubilare, che ha il significato che ciò che tu hai acquistato non le troverai studiato, trafficato per acquistarlo, però noi è roba di tuo possesso. Dopo 50 anni tu di tornarlo, di modo che quel che l'ha perduto, il figlio di quel che l'ha perduto, il nipote che l'ha perduto, poi magari non domani riscattarsi. È in forme così di giustizia, miglior che potevi. Dopo non so se sono sempre mettuto in pratica, però il spirito alle requel. Questa affermazione delle Levitico viene di Genesi, che conta che, sempre in forma popolare, che la terra e il mondo ha fatto Dio, e noi vi facciamo, noi robe neste, le vinciatate. C'è tanto prima che le terre, prima che arriva l'uomo su queste terre. E insomma è una fuffigna, ma se si rendesse in conto che questo principio le diffonde, neanche Trump non potrebbe dire che le grandi i coventi a lui, o non sai, Netanyahu che va a distruggere Gaza o che l'altro che va a bombardare l'Ucraina, ci so io. Insomma, l'uomo aveva un'altra visione, un'altra maniera di comportarsi. O l'Amazzonia che in mano dei sfruttatori del territorio, che hanno esplomare, dei industriali e via.
Dunque, noi versi di sé nome bras amministradors. L'uomo non le parla di noi, neanche adesso vita, non si imparano delle nostre vite. Nel senso che la vita non viene regalata, non le viene si il giudo, non le viene comprate. E così anche le salute, potete tenere conto, la dal mio di le pastiglie per cercare di curarsi, però potete perdere di stesso. Uno può fare una vita rigorosa, mangiare il freganin, camminare, fare tutte queste cose ben che ti aiutano a tenere il fisico pimpante e via, però ti è capitato qualche malan e là con Dio di stesso. No, che non lo dico quindi approfittarsi, però non dipende di noi. Non potete neanche comprare lettiere, laghe, l'aier, e non sono robe nostre, mi pare che le vanno evidenti. L'uomo può studiare, capire le scienze, poi là in profondità, capire i segreti dal creato, ma non si imparano, neanche i più grandi anziani le parlano di noi. Allora, se non si imparano, si dice come bras amministratori che hanno cure di queste chiese comuni, bras fittuai. In che senso lo fa di senso religioso? Perché costin dant un alc, o si intenende un alc più grande di noi. La tiere, la maritiere, la pacciamama, come le chiamiamo indios, noi ero benestre. L'uomo le chiatate già fatte, non le paron neanche se le dopre. L'uomo avrà di veri spiet, amor, come l'amor che mette per une mari che non sa di mangiare. I vecchi contadini che avevano di campagne avevano un senso religioso dal confronto delle tiere. Le tenevano in conto, le curavano, le rispettavano. E alla fine dei raccolti facevano anche le feste di ringraziamento per ringraziare il Signore che non era mai la nade dal noi, al che aveva dato. Io mi ricordo mio pari che faceva il contadino, aveva le campagne che non erano solo in affidme pari, e stesso sei troppe cure che aveva dai terreni che poi posterreni che lavorava. Come tutti i contadini di quell'epoca, anche perché che ti deve di mangiare, se le trattava male, se aveva nulla. Tignines i chiams da erbates infestanti, non qui diserbans, ma con le svanghe, plante per plante diavale. Il bosco, sempre net, al tagliave amparan l'arbol vecchio, la sant cresci il giovin. E se il bosco è net, al respire, si rinnove, e le stradeles, curades, i fossai ines, i giavins o chiavecciai, come lo chiama somut, sempre ben sistemati. Tutto questo nasceva di un riguardo, di un rispetto per il lavoro, per i beni di amministrare, con che di lasciare alle generazioni di dopo un etiere, un ambiente curato che potesse continuare a lavorare. Come ci succede? C'è stino viodint come l'impressione che hai è che si fracassa, si rompe, si sfrutta, si dopre con prepotenze, senza nessuna creanza. L'uomo si sente lui parone spotic. Quel che le parone in di qualche terreno, o le brame che si infabbricabili, così chiappe una palanca di pui, o se non arriva, fa smetti blave per fare biogas. Addirittura non si mette poi blave per mangiare o da di mangiare, ma per fare biogas. Al duri il cur, ma alle cieche al contadino, io ne faccio anche una colpa ai contadini che poi sono restati ormai. I marchias è un portato di che bande. Provate a fare una camminata, forse due volte più di me, provate a chialare un bosco, io so che ho una chiarande, no? So che quando fa le rogazioni, che si fa per i medio, per i boschi, per stradelle, ma si vede che i boschi, è un gradei di baras, di lianes, di arbori crevas, ramas partiere, se ne sono poi a boscane, sono poi nette, alle mie chioli il gas, le nafte, o il gasolio, o il metano, cioè so io che la taglia, e nessuno cura poi. La è la reve, insomma, provate a chiamare qualunque boscotto, boschetto o chiarande, e l'enere che va su fin in ponte dagli arbori, e uschiafoe, e muori. Stradelle smassestades, fossai splens di gramon o sarosino, se come reclamais, che ormai le smettitrebi si sparnicin a plen.
Ci di segnali delle nostre civiltà moderne, cocciate in plastica, latine, bottiglie, e di schiari, di tutto. Basta di quando si fa le zone ecologiche, facendo chiavi legnove, le zone ecologiche, e ti rindoglie di tutto e di poi, no, che non ti butta via. Allora, tornare a recuperare questo senso religioso, spirituale, mistico di Zares, is utopie. Non favevi il modo di tornare a messo, dice, no, ma questo rispetto verso c'è convinto ratore di luce, che è di biel tor da nostri mondi. Dunque, vorrei tornare più al contatto fisico, religioso e spirituale con la natura, con la terra. Tornare a quel rispetto santo che avevi i nostri sviei, anche per ciò che erano obleas, che ne avevi tutto lì, che si segnavano quando entravi in inglese, ma anche quando entravi in talorto, e anche quando epocavano la polente, col mescolo, le tagliavano col spali, sul tavolino, pensi che memari, prima di te le polente col fil, gli faceva le croce per sotto, poi le tagliava. Mio pari, quando attaccava le svacche, sparlata al chiam, dopo mettuti gli off, attaccate il chiar, prima di partire con la cioccola che avete in pista, faceva un segno di croce denant de svacche. Eri superstizione, o eri fiducia e speranza che tutte le sben, che non capitasse magari, non sai che si ribattasse il chiaro, ce so io, poteva capitare compagne, però insomma si sperava che le sben. Secondo me, questa dimensione del clima spirituale non è tornare in daur, ma se ancora tornare in strada, un po' lo cenava per Preantone prima. Dopo le grandi devastazioni, che non sa la sas duc, non dome senza signor, ma anche senza tiere e senza cil, che è inquinato per tutto. O torno un po' alle erogazioni. Si sa, e che non sai se è una risposta un po' ai grandi interrogativi del professor Giampaolo Gri, se si fa le erogazioni e si invoca il Signore che nos liberi dal terremoto, o des ueres, o di teni malans, e poi incapitare di stesso, terremoto, ueres e malans. Allora c'è Giove al prea. Queste le domande. Questo prea non ha un valore mercantile, commerciale, denandi di Dio. Non è un dotto des, ma ha un valore spirituale, un mettersi tesmans dal misteri. Quando una domanda non chiate risposte, perché le domande più grandi di noi che non ci tengono risposte, possono dire, non sai, resta un mistero. Così anche per diventare più sapiens, più relativi, più rispettosi di tutti e di tutti, più umani, manco utilitaristici, manco calcoladori, manco egoistici, manco il masse passus, perché il che dipende di noi. Ora voi avvisavi che mercoledì le cinese e mi aiuta a chiaf una frase di Pupo, stato che faceva per molti di soliti cattolici, diceva a Nadal si mangia, a Pasqua si mangia, di comunione si mangia, non è che atteso una religione così nutrita. Io dico, come posso dire, anche il mercoledì cinese si mangia, come le renghe, grandi passude di renghe. Come dico, mangiano sempre. Allora mi ha fatto impressione una badante lì a Villagnove che viene, mi pare dall'Etiopia, che è copte, quindi cristiane copte. E ha detto, loro fanno continuamente digiuni, se hanno continuato a sparare ogni regione digiuni. Allora dice, là che hanno fame, che versi di mangiare, e fanno digiuni. Là che no, o versi di digiunare, fanno mangiare. Pensai tu le contraddizioni che è così vivente. Bene, dunque, questo tornare, questo prea, questo invocare, ecco, accettare la natura che ha le sosles, che non viene di rispettare, e non viene di fare violenze. Perché se no la natura non sta nelle farine. Io, quando faccio le erogazioni, non chianti, dome a flagello terremoto, a peste fame e bello, a fulgure tempestate, liberano domine, che a parte le guerre, che dipendi di noi, che state subito dipendi di noi, terremoto, burlasse via. Ma fa anche dal materialismo di poche fede, queste poche fiducie, dai rusi e delle violenze, des falsettas, des malignità, liberano domine, de masse passuderi, de mancanze di buona volontà, dall'inquinamento dei velens, che dipendi dall'uomo, dipendi di noi. E te scroseres, non è dome toccus di Vangeli come che al provvio di rituale, ma anche frasute scofas lei ogni tanto. Quando vares inquinat l'ultim flum, pestiat l'ultim pes,
tagliato l'ultimo arbol, si accorgesse che questi sbegions in banche non potesse mangiare. Questo è un indiano dall'America del Nord, che è di Trump. Oppure un'altra frase che lei o che fa lei. No o fa in par de tiere e fa par di no. Questo savin, la tiere, non appartiene all'uomo, come dicevi prima, all'uomo che appartiene alla tiere. Tutte le robe sono leades, religare, religione, come che il sangue all'unis une famè. C'è chi capita alla tiere, or capita ai figli de tiere. Non è stato l'uomo a tiesi la tele de vite, lui ha dato un figlio. Qualunque roba che l'uomo fa alla tele, sal fa a se stesso. In questo senso, religione, religare, non è nome le ha col Dio, ma le ha con la vita, con la terra, con la natura, fra di noi, col cosmo. Queste sono le lettere di un capo indiano dei Dawamish al presidente degli Stati Uniti dal 1855, quindi sono robe di sapienze più grandi de nestre. Un'altra roba, un'altra frase che fa lei, partaia un arbol di 700 anni, cui argais di UE a coventin pos minus. Partona a fa un arbol compagno, cui argais di UE coventin sempre 700 anni. Non so se disin, sa di saldut chest. Allora, per concludere, la dimensione religiosa o spirituale mio non soffrisce una maniera differente di viodi e tratta duce che non stato orator. Le persone, l'ambiente, la natura, il creato, i beni, il lavoro e noi stessi. Non con voli egoistici, di tornecon, ma con voli liberi e rispettosi. Grazie. Io riguarderei su altri elementi importanti che erano la srogazione di una volta e che vi perduto. Voi anche perché si poi preoccupasse di questa rivoluzione culturale che ci fa con rispetto della natura, con rispetto della terra, dei valori della natura in sé. Un elemento importante che io mi ricordo con Chieri Canai che già in volentieri rogazione, non perché in che di potevi fare di manco da a scuole per qualche ora. Ma perché dopo alla fine il mulino non deve un tocco di pan da tutti. E questo era un elemento sempre presente anche in documenti sulle erogazioni dal passato. Un elemento fondamentale di tutte le erogazioni erano i legati testamentari. In tutti i paesi si chiamava sale un necrologio, sale un catapan dentro dal paese, chiamava sempre che gli antenati hanno lasciato un campo, un tocco di chiere, un reddito, insomma, di qualche modo, perché venisse distribuito pan e vino, una comunione laica, pan e vino, il dì che si deve lavoro la scros, come diceva la formula, il dì della srogazione, oppure il dì dell'anniversario, ma sarebbe il dì della srogazione. Il pan e il vino in riguardo agli antenati, che è tema del rapporto, non nome del rapporto con la chiara intenduto e la natura, mi piace bene, no? Parons della chiara, per le amie che tu dicevi tu, parons della chiara sono dei due per il mondo contadino. Parons della chiara è Dio, naturalmente, ma parons della chiara sono i morti, che stanno sotto la chiara, che abitano la chiara. E questa relazione fra le srogazioni, il culto dei morti, chiamiamolo così, il culto degli antenati, il culto dei morti, che spiega le srogazioni, così come che spiega le quattro tempora, un team penitenziale, che là ci fa con i prodotti fondamentali della chiesa, ma anche
l'elemento fondamentale dal riguardo ai muars, dal tornare a vivere la relazione con i muars. Ecco, questo è un elemento fondamentale. Questa capacità che aveva il mondo contadino da vivere una relazione profonda con la terra, da vivere una relazione profonda con i muars, con gli antenati, con il passato, questo è il senso della ritualità. Cioè, ha il senso della ritualità quando sa. Quando io cammino in processione, non cammino sui passi che il castello davanti di me, ma fa il stesso troi che hanno fatto i miei antenati per tanti tempo. Questa dà la profondità storica, ecco, che il rito c'è che senso della storia, che senso di che sono stati prima di me, allora diventa il rito. Sì, tu posi a stadio, tu posi al lavoratore fiera, è la stessa roba. Sono riti senza che da questo punto di vista, ma sono riti vuoi di spiritualità. La spiritualità avviene non come il Degarda di Bingen, che era una mistica, nel 1200 ha utilizzato un termine bellissimo che spiega un lavoro bene il mondo contadino, la viriditas. C'è la roba straordinaria che tu vivi se tu sei in relazione con la natura, che il contadino vive naturalmente. Come io vengo giù per arrivare qui, e io i campi, le quattro fues dalla blave che sarebbe già venuta fuori, che è la viriditas. Queste energie profonde, che è l'energia. Uno può scrodere in Dio, può scrodere la natura, ma al crote in queste potenze che è poi fuori di te, che è dentro di te, che a ogni fin d'un vier, chiale tu, tutto al torno a nascere. Questo senso della rinascita, che il senso profondo della rinascita che la Inta sentiva, quando il sabbio de Sante si sleava in la stiampana e si suonava il gloria, che senso di recupero dalla vita, che nasce proprio da queste esperienze profonde dalla viriditas, dalla capacità che la natura ha, queste potenze profonde che la natura ha da tornare a vivi. Ecco che se non tu hai che senso dalla viriditas con calvene un terremoto, a noi rinascite. E il tema della rinascita fa un lavoro in profondità, non tutti che si rituali. Un lavoro interessante. A proposito che tu dicevi... Allora, l'ultima parola al Plevan. No, Plevan non è. Se questa compartecipazione, sai che per dire anche che erogazione che fasin, per vecchio, concludevi lì il tesoro di Savonelle, si concludevi proprio con il mangiare, con scambiarsi, allora portavi di mangiare, come le hanno trasformato in una sagre, quindi stata fuori di inglese, tutti vanno dai chioschi a mangiare a bevi, per dire, un po' profanizzate, ma insomma è sempre una condivisione fra gente che sta lì tutte le mattinate, dopo il mese in compagnia, cercare a scambiarsi aldi buoni. Sì, ma è vero che sacrosante, che tu dicevi, sentire questione di che le am qui nesti smoars, con che non sono preceduti, ma anche i sans che si invocazioni, io tante volte con invoco i sans, sono anche i sans delle nostre famiglie, sans dei nostri paesi, delle nostre terre, non sono mai i sans che sono sui lunaris, che devono fare anche belle robe per l'amor di Dio, però vengo anche sicuro delle nostre storie, delle nostre passate persone che hanno sacrificato, che hanno dedicato le loro vite, che hanno trasmesso sapienze, maniere di vivi, valori di vita, che hanno comunicato che ognuno di noi è un anello di una grande catena, in fondo, nessuno è besol, capitato così, un anello per suo conto. Io avevo preparato qui, ma ho di farlo io, ma Agnolo, tu fallo tu. Ho tirato fuori il cantico delle creature, San Francesco. Ma sì, Agnolo, tu hai le voci pastose. Tu al conoscere robe chi lui... Altissimo, onnipotente e buon Signore, tu è sole laude, la gloria e onore e tonne benedizione. A te solo altissimo se confanno.
et null uomo e ne digno temento vare. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, e specialmente messor lo frate sole, lo quale è giorno, e allumini noi per lui, ed ello è bello e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento, e per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sii, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, e preziosa, et casta. Laudato sii, mi Signore, per frate foco, per lo quale enallumini la notte, et ello è bello, e iocundo, e robustoso, e forte. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infirmitate et tribulazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te altissimo saranno incoronati. E laudato sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la seconda morte non farà male. Laudate et benedicete mi Signore, et ringraziate et serviateli con grande umiltate. San Francesco.